Il manuale prosegue con altri due elementi fondamentali della scrittura drammatica, che sono il personaggio e il conflitto. Il personaggio è un elemento fondamentale di ogni storia perché attraverso il personaggio noi possiamo proporre delle azioni, possiamo proporre dei punti di vista e il personaggio porta con sé una voce, quindi dei dialoghi, delle parole, delle azioni e una caratterizzazione fisica ed è un elemento capace anche di creare empatia con il pubblico. Noi solitamente consigliamo un lavoro preparatorio di ricerca, di analisi degli aspetti del proprio personaggio, degli aspetti anche molto approfonditi, anche aspetti che non necessariamente entreranno poi all'interno della storia, del racconto che si vuole realizzare. Per questo abbiamo creato una scheda del personaggio che se volete potete richiederci scrivendo a info@matearium.it e che viene presentata a grandi linee all'interno del manuale e che vi ribadisco io in questo momento. Si inizia con i dati anagrafici, ovvero con gli elementi concreti che caratterizzano il vostro personaggio, una vera e propria carta d'identità con tutti quelli che possono essere i dati sensibili, oggettivi che riguardano la persona che è al centro della vostra storia. Anche in questo caso il consiglio è di non iniziare con un approccio critico nei confronti del proprio lavoro, ovvero non iniziate già a selezionare cosa serve, cosa non servirà, cosa potrebbe essere utile o cosa no. Scrivete semplicemente un elenco anche piuttosto copioso di elementi e poi in una seconda fase potrete ripassare per vedere quali sono gli elementi che saranno per voi indispensabili per la costruzione di una storia. Poi un altro punto, il punto successivo è quello collegato ai punti di vista, ovvero che cosa pensa il vostro personaggio delle persone, degli altri personaggi che lo circondano, ma anche della sua vita, di alcuni aspetti legati al proprio ambito lavorativo, al proprio ambito sentimentale, proprio riuscire a far parlare, a far esprimere il vostro personaggio su quella che è la sua prospettiva rispetto agli altri e alla vita che sta conducendo o al problema che sta vivendo. Ed è interessante come questo punto può essere anche approfondito indicando cosa gli altri personaggi, le altre persone che lo circondano pensano di lui, che visione hanno di lui o di lei, appunto la rete di personaggi che lo circonda. Anche in questo caso, create un materiale ricco, dedicate tempo, non abbiate fretta, approfondite, scrivete anche più pagine. Dopodiché arriverà il momento in cui voi selezionerete quali sono gli elementi più consoni per la storia che volete realizzare, ma concedetevi il lusso di lasciarvi andare, ma anche di farvi sorprendere da quello che poi i vostri stessi personaggi vi suggeriranno. Poi abbiamo il terzo punto, che è un punto molto importante che si ricollega ad un capitolo poi specifico, che è quello legato al desiderio, al dovere e quindi anche al conflitto. C'è qualcosa che desidera il vostro personaggio? C'è un dovere che deve svolgere il vostro personaggio? C'è un'urgenza? Probabilmente ce ne sono molti di desideri, ci sono molti di doveri, sono molte le urgenze che sta vivendo o i pericoli che sta vivendo in questo momento. Ecco, scriveteli anche in questo caso in modo libero, in modo totalmente privo di senso critico. In un secondo momento potrete ritornare su questa parte e dare una gerarchia a questi desideri, a questi doveri, in modo tale che sappiate qual è il centro poi della vostra storia. Poi passiamo alla biografia, il punto 4, la biografia, ovvero quali sono gli eventi del passato che hanno reso il vostro personaggio quello che è oggigiorno. Cosa gli è accaduto nel passato? In questo caso vi rendete subito conto che il lavoro può essere estremamente esteso e quello che vi chiedo è appunto di soffermarvi su vari elementi, anche su elementi del passato che probabilmente ritenete in questo momento superflui. Scriveteli, approfonditeli, lasciatevi guidare da quello che il vostro personaggio chiama anche a livello inconscio nella vostra fase di scrittura, in modo tale da poter poi riuscire a individuare
anche quell'elemento di sorpresa che non vi aspettavate e che non pensavate che il vostro personaggio potesse avere. Un punto poi 5, che sono le fonti e le documentazioni. Questo è un punto che spesso viene un po' trascurato, che riteniamo che è invece fondamentale, ovvero ci sono delle fonti storiche, ci sono delle documentazioni, ci sono delle reference, delle foto, dei documentari, dei richiami, degli elementi che possono essere legati proprio ad elementi del contesto in cui immaginate viva il vostro personaggio e che riguardano proprio la biografia, la vera e propria vita del vostro personaggio nel caso in cui si tratti di un personaggio relazionato con la realtà. Ecco, in questo caso create proprio un file, una cartella in cui documentate, archiviate quelli che sono link che vi hanno ispirato, canzoni che pensate che possano piacere al vostro personaggio, luoghi che pensate, fotografie di luoghi che pensate che il vostro personaggio possa aver visitato, foto di persone che ritenete possano assomigliare al vostro personaggio, eccetera, eccetera. Tutto questo vi permette, questa documentazione, queste fonti, di avere degli elementi concreti che vi permettono di visualizzare e di iniziare già ad avere una prospettiva su quella che è la scelta degli elementi che poi diventeranno alla base della vostra storia. La scheda del personaggio si conclude al punto 6 con il riepilogo con accentuazione del desiderio e del conflitto del personaggio. Un punto fondamentale che vi permetterà di focalizzare quella che poi è il centro della vostra storia. È un passaggio particolarmente delicato. In poche parole, che cosa vi si richiede in questo punto della scheda del personaggio? Una volta raccolti tutti questi materiali, una volta approfondite le varie tematiche, voi vi chiederete: ma io alla fine cosa metto all'interno della mia opera teatrale? Che cosa metto all'interno del mio racconto, della mia sceneggiatura? Ed è una decisione importante da prendere, bisogna avere un metro per riuscire a stabilire che cosa può entrare o non entrare all'interno di una storia, cosa può rendere funzionale una storia, cosa può renderla vincente. Uno di questi metodi per riconoscere appunto che come comporre la storia è quello di trovare il conflitto che vive il vostro personaggio. Questo conflitto solitamente è una combinazione del desiderio, ovvero del punto 3, che cosa desidera il vostro personaggio, oppure del dovere, sempre al punto 3, che cosa dovrebbe fare il vostro personaggio, oppure dell'urgenza, che cosa è costretto, che cosa deve fare assolutamente e in breve tempo il vostro personaggio per non rischiare di perdere il proprio status quo. Ecco, una volta individuato quello che è il desiderio o dovere o urgenza principale, a partire da quello si vanno a rintracciare all'interno della biografia, all'interno dei dati anagrafici, all'interno dei punti di vista, quelli che sono gli elementi che entrano in conflitto, che rendono problematico quel tipo di desiderio, quel tipo di dovere, quel tipo di urgenza. Basicamente, se voi avete scritto tutto quanto su un file Word, o se avete scritto tutto quanto sul vostro quadernetto, eccetera, eccetera, stampate o prendete il vostro quaderno e una volta individuato il desiderio principale, sottolineate, evidenziate tutti gli elementi che sono problematici nei confronti di quel desiderio o di quell'urgenza o di quel dovere, mentre potete tranquillamente tralasciare gli elementi che sono invece a favore della risoluzione del conflitto. Ehm, facciamo un esempio: se il desiderio del vostro personaggio è quello di affermarsi all'interno della propria società, può essere che all'interno della sua caratterizzazione una mancanza di autostima o la sfiducia che qualcuno ripone nei suoi confronti o l'invidia che qualcuno ripone nei suoi confronti, oppure qualcosa legato alla sua caratterizzazione
fisica o psichica può aiutarvi a complicare la storia. Ecco. E quindi andrebbe sottolineato, andrebbe evidenziato quel determinato elemento. E quindi parlando del personaggio, come vedete, non si può fare a meno che parlare del conflitto, ovvero delle problematiche generate dal personaggio stesso e dalla sua urgenza o dal suo desiderio, e quindi non si può fare a meno che parlare della storia. Personaggio, conflitto e storia sono elementi legati tra di loro. L'esempio che riportiamo all'interno del manuale è un esempio celebre del teatro friulano, legato ad un altro celebre autore che è Pierpaolo Pasolini, che nel 1944 scrive I Turks dal Friul, i turchi in Friuli, una tragedia ambientata a Casarsa nel 1499, nel portico della famiglia Colussi, ramo materno di Pasolini. Il testo è una trasposizione scenica dei conflitti intimi, familiari e sociali vissuti dall'autore durante la Seconda Guerra Mondiale, quando rimase ad accudire la madre mentre il fratello si unì alla resistenza partigiana. Nel testo emergono i conflitti tra due fratelli, uno timorato di Dio, Pauli, e l'altro ateo e ribelle, Meni. Ecco, in questo caso vedete come l'elemento biografico della vita di Pasolini viene trasposto, viene riportato all'interno del testo dei Turks dal Friul, dei turchi in Friuli, in cui due fratelli hanno una visione opposta su come reagire all'invasione che sta per avvenire da parte dei turchi in questo piccolo paese del Friuli, di Casarsa appunto. Da una parte abbiamo Pauli che dice deve essere fatto il destino che Dio ha scritto per noi, quindi non dobbiamo assolutamente impugnare le armi, non dobbiamo reagire. Dall'altra parte Meni dice anche se siamo spacciati, anche se non abbiamo nessuna possibilità contro un nemico così potente, noi dobbiamo lottare, dobbiamo cercare di creare una possibilità per poter sopravvivere, per poter vincere. Ecco, anche in questo caso, vedete, c'è un'urgenza che è determinata dall'invasione di questo popolo, c'è una risposta a questa urgenza, anzi ci sono due risposte che sono in conflitto l'una con l'altra, tant'è che sono capaci di generare quella che poi è una tragedia, è una storia. Una riflessione che vi propongo è questa: quando componete la vostra storia, quando componete la vostra scheda del personaggio, non in una la prima fase deve essere molto libera, molto creativa, ma in una seconda fase, quando farete la revisione della scheda del personaggio, alla ricerca degli elementi che più vi piacciono e cercherete di accordare questi elementi rendendoli più funzionali possibile al conflitto. Ecco, fate caso non solo al conflitto ma anche al contrasto. Che cos'è? Che cos'è il contrasto? Ovvero fate attenzione ad armonizzare gli elementi della vostra storia in modo tale che siano evidenti le contrapposizioni, siano evidenti gli elementi differenti tra di loro, elementi in opposizione. Questo permette alla vostra storia, alla vostra ambientazione, ai vostri personaggi di essere più riconoscibili, di essere più evidenti anche al vostro spettatore o al vostro lettore. Ecco, questo è un elemento che riteniamo fondamentale all'interno della scrittura di un testo teatrale, sempre ritornando sul testo di Pierpaolo Pasolini, I turchi in Friuli. In questo caso c'è un evidente contrasto tra un popolo invasore, spietato, che sono questi potentissimi Turks, e l'impotenza degli abitanti del borgo di Casarsa. Ma anche l'opposizione tra il potere spirituale e il potere militare, ovvero tra le persone di fede che sono rappresentate da Paoli e invece le persone che sono più dedite alle armi, che sono rappresentate dal fratello Meni.
Ecco, questo sistema di elementi contrapposti, di contrapposizioni, di contrasti può essere esteso a tutto quanto il sistema della vostra narrazione, della vostra storia. Ecco, quindi l'esercizio per oggi, l'esercizio di questo incontro potrebbe essere quello di innanzitutto richiederci la scheda del personaggio in modo tale che voi la possiate compilare nel modo più esteso e anche integrandola con le vostre intuizioni. E poi il vero punto è quello di realizzare il punto 6, ovvero il punto dedicato alla sintesi, in cui voi andate a localizzare, a individuare solo gli elementi che servono. Qual è il desiderio principale del mio personaggio? Ha un desiderio? Ha un dovere da svolgere? C'è un'urgenza? E a partire da quello evidenziare, evidenziare, evidenziare. Un esercizio molto esteso, molto importante che vi richiederà parecchio tempo, ma che vedrete vi darà anche una grande soddisfazione. E nei prossimi clip parleremo dell'azione, dei dialoghi e dei monologhi in modo tale da entrare anche in elementi concreti che compongono le scene che creerete con al centro il vostro personaggio. Grazie mille per l'ascolto.